grado di civiltà politica di un paese dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I parassiti sono nella società così come sono sugli animali. Chi di voi ha un cane, un gatto, sa che a un certo punto, se i parassiti crescono al di là di un certo limite, l'animale muore e muore una società. E ci sono esempi storici di società che sono scomparse per eccesso di parassitismo. Chi è il parassita? Chi è il parassita? Il parassita è colui che non produce ricchezza, ma vive consumando quella prodotta dagli altri.